Le maggiori ossessioni, da quello che ho potuto osservare, diciamo, in questi anni di esperienza, sono quelle del volere sì rimanere in forma, ma volendo mantenere certi stili di vita che purtroppo, ahimè, non sono corretti. Pronti a qualsiasi cosa pur di dimagrire, ma quando arriva l'ora dell'aperitivo, assolutamente contrari a rinunciare allo spritz e al tramezzino. L'ossessione del peso forma a Bassano vive anche di queste contraddizioni e l'ossessionato ha un identikit preciso, di mezza età, professionista, spesso single o comunque senza figli. Quindi la donna in carriera che vuole tenersi in forma, magari non ha famiglia, magari è single oppure anche sposata, ma magari non hanno figli. Oppure può essere anche l'imprenditore, la persona che ha contatto con molte persone a motivi di lavoro e quindi deve apparire in un certo modo. I professionisti, chi lavora prevalentemente in ufficio, sono tra l'altro la categoria che in percentuale deve ricorrere in maniera maggiore alle cure del fisioterapista. Certo non hanno una vita spericolata, ma persino rimanere seduti ad una scrivania ha i suoi rischi. La posizione diciamo più scorretta, classica che noi troviamo, una posizione in cifosi, quindi col ingobbito, e che si porta poi ad avere un compenso soprattutto a livello cervicale in iperestensione per riuscire a tenere l'orizzontalità dello sguardo. Disturbi da non sottovalutare perché se non affrontati in tempo possono degenerare.